È già al lavoro, ha avviato le prime interlocuzioni con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali. Per il nuovo manager dell'ASP di Agrigento, Gervaso Venuti, subentrato a Salvatore Lucio Ficarra, quella di ieri è stata una giornata densa di incontri. Di buon mattino ha avuto un faccia a faccia con il sindaco di Agrigento, riflettori puntati sulle criticità che riguardano il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Firetto ha sottolineato che a fronte di 24 medici previsti in pianta organica ve ne siano solamente 9 in servizio. Analoga situazione per quel che riguarda il personale infermieristico, di cui solo 30 prestano servizio a fronte delle 50 unità previste. Altri aspetti messi in evidenza dal primo cittadino: i lunghi turni di attesa dei pazienti, i problemi di casermaggio, lenzuola e barelle. Venuti dal canto suo ha anticipato al sindaco il nuovo piano di potenziamento con i nuovi interventi previsti a breve per il miglioramento del servizio. Ai primi di ottobre entrerà in funzione il nuovo pronto soccorso e sono già state avviate, assicurato Venuti, le procedure di assunzione di dirigenti medici sulla base della vecchia pianta organica confermata dalla nuova. Alcune novità riguarderanno gli utenti. I pazienti che chiederanno l'accesso alla struttura al momento del triage verranno dotati di un braccialetto identificativo. I cosiddetti codici bianchi verranno poi incanalati verso una nuova postazione dove opereranno medici dedicati esclusivamente ai casi meno gravi, alleggerendo così la pressione sulle emergenze. Inoltre verrà limitato l'accesso ad un solo accompagnatore per paziente, anche lui dotato di badge identificativo. E sul fronte delle assunzioni il commissario dell'ASP si è confrontato con le sigle sindacali. Per la CISL si è presentata la delegazione della Funzione Pubblica Sicilia. Nell'incontro, spiegano i sindacalisti Caracausi, Montera e Russo Introito, si è convenuta sulla necessità di dare attuazione alle direttive emanate dall'assessorato alla salute della regione, in particolare sull'inquadramento in ruolo a tempo indeterminato del personale medico e infermieristico. E Venuti ha ricevuto poi la UIL rappresentata da Gero Acquisto e Fabrizio Danile, i quali affermano: l'incontro è stato di apertura, ma resteremo vigili sulla tempistica fissata per il potenziamento dell'area di emergenza, sulla problematica sanitaria che interessa fortemente il territorio agrigentino, concludono i due sindacalisti. La UIL non farà sconti e qualora dovessero registrarsi ritardi, questa organizzazione annuncia che sarà pronta a promuovere manifestazioni di protesta.